ma io sto preparando, ma come cucinare? Boh, non ho idea. Vediamo un po' che ci sta. Ci sta, a parte che ci sta roba, ci sta. Panno. Ci sta. Che so, beh. Ieri mangiai un po' di salmone, però il resto l'ho rimasto. Ah, eccolo qua. Questo, il salmone ci sta. Ah, ho cattato pure il salmone. Il salmone ci sta. Il salmone ci sta. Il prezzemolo ci sta. Il basilico. Utilizziamo la rosa. Oh, che viene ci sta. Oh, che viene ci sta. Ci sta. Ci sta. Un bello pocuzzi. E ci sta. E che cazzo siamo tu, Annicchio? Facciamo pennette, salmone fumé con salmone normale, zucchina, la creme fraiche ci sta, la panna, una bella cipolla rossa di tropea perché è bella dolce. Oh che vino ci sta per bagnare qua, si fa là, si fa qua. Subito facciamo la pressa, l'acqua l'ha già messa, pennette, salmone e zucchine. Vai, voilà. Allora, un po' di cipolla. Abbiamo tagliato il nostro salmone a pezzi grossi perché la masantin mock. Quindi un po' di cipolla rossa, il salmone, no, salmone fresco e fumé. Poi abbiamo una zucchina. La prima cosa che andiamo a friggere ovviamente è la zucchina. Non è che la andiamo proprio a friggere, la andiamo a mettere in olio bollente ed incominciamo a farla dorare. Allora, incominciamo a mettere la nostra zucchina, incomincia a lavorare un po'. Voilà. Voilà, e quindi facciamo un po' ammosciare la nostra zucchina. Ok, dopodiché un po' ammosciare, dopo ci aggiungiamo un po' di cipolla e un po' di salmone che andiamo praticamente ad imbiondire con del vino, sempre nella stessa padella, ragazzi. Voilà, allora come vedete i zucchini si stanno cuocendo, abbiamo aggiunto logicamente un po' di cipolla, andremo ad aggiungere adesso del sale, del pepe e aiutate i gambi. I gambi dei prezzemoli non si devono mai buttare perché sono quelli che danno il maggiore. Io ho preparato là il lighter. Voilà. Allora, i gambi del prezzemolo non si devono mai buttare perché sono quelli là che hanno più sapore di tutti. Allora, adesso quindi abbiamo aggiunto un po' di prezzemolo così della cipolla. Prima che si brucia la cipolla andiamo ad aggiungere
del pepe e un po' di sale, d'accordo? Voilà, una volta aggiunto un po' di pepe e un po' di sale, adesso andremo ad aggiungere un po' di salmone, non tutto, perché adesso andremo ad aggiungere nella panna durante la fase di cottura. Voilà, quindi abbiamo aggiunto il nostro salmone, facciamo quindi cuocere con tutto. Vedete, salmone andiamo a fare proprio una cottura minima, perché comunque io voglio che si sente sia il salmone fresco, non voglio che si sbriciola, perché voi se lo fate cuocere per molto tempo poi si sbriciola. Abbiamo aggiunto anche logicamente del prezzemolo e adesso andiamo ad aggiungere una bella spruzzata di vino. Voilà. Fatto asciugare il vino è praticamente pronto, quindi potete aggiungerci la crème fraîche, la panna, oppure potete aggiungere, per fare una cosa ancora più sfiziosa, non ce l'ho, però potete aggiungere, volendo, della Philadelphia, che è un formaggio che ci azzecca molto su questo piatto, oppure potete fare delle quenelle di Philadelphia, però comunque o mettete la crème fraîche o mettete la Philadelphia. Aggiungiamo nel frattempo che il vino evapora, aggiungiamo anche un altro po' di prezzemolo, un altro po' di pepe, facciamo insaporire. Voilà, adesso facciamo asciugare un po' questa parte liquida che rappresenterebbe ancora un po' di vino, quindi facciamo, normalmente il vino evapora in 10-12 secondi, però comunque facciamolo evaporare bene, perché altrimenti si mischia con la panna. Quindi facciamo evaporare ancora un'altra decina di secondi e possiamo aggiungere la nostra panna. Arrivato a questo punto potete anche spegnere il fuoco, perché la panna non è che si deve cuocere molto tempo, o al limite riaccendete quando poi la pasta è arrivata in fase di cottura, e quindi terminate la cottura agli ultimi 2-3 minuti ed avete poi il rendimento cremoso solo. Ecco, non è che dobbiamo cuocere la pasta nella panna. Ok, arrivata a questo punto la panna possiamo anche già inserirla. Vedete, un po' di liquido non succede niente. Voilà, abbiamo aggiunto la nostra panna, facciamo praticamente sciogliere. Logicamente questo è per uno, io cucino sempre una volta sola al giorno. Una volta che ho mischiato, assaggiate di sale se ha bisogno, penso di no, però comunque adesso in questa fase qua mettiamo l'altro salmone, in modo che si rafforza di più il profumo di salmone, che il salmone ovviamente a questo stadio non arriva a cuocersi, oppure se si cuoce rimane bello morbido, non è croccante come il salmone che abbiamo messo all'inizio. Voilà, lo separate. Voilà, separate così, e potete anche togliere da fuoco o abbassare tutto, quindi cuociamo la nostra pasta una decina di minuti. Voilà, come vedete abbiamo inserito del prezzemolo senza muoverlo, in modo che facciamo uscire i suoi oli essenziali. Qui possiamo praticamente aumentare adesso la fiamma, qua andremo a abbassare in modo che si mantiene caldo, ma il salmone non si cuoce. E poi dopo con una spianata o qualcosa del genere andiamo a prendere la pasta che buttiamo direttamente. Ovviamente qua parliamo di pennette, vanno bene anche sia pasta lunga che pasta corta. Pasta lunga vi consiglio le tagliatelle, spaghetti no. Pasta cotta vi consiglio le penne, oppure possono andare le farfalle, quello che voi avete in casa, ragazzi.
non vi fate problemi, è sempre tutto buono. Allora, quindi aspettiamo il tempo di cottura della pasta, facciamo arrivare a un paio di minuti prima della cottura che andremo poi a mettere nel nostro sughetto. Sughetto, ragazzi, veramente eccezionale. Abbiamo alzato un po' la fiamma per farlo asciugare un poco, quindi farlo diventare un po' più cremoso nel frattempo che la pasta si cuoce. Logicamente non ho messo molta pasta. Veramente buono, ottimo. Alziamo la fiamma così si asciuga. Pasta, ci vogliono altri 6-7 minuti. Faccio vedere alla fine il piatto. Voilà. Ragazzi, come vedete stiamo realizzando un piatto in cui c'era tutto nel frigorifero quello che c'era, quindi ci vuole solo un po' di buona volontà e anche di inventiva, e non solo, anche rischiare un pochettino. Ok, amalgamiamo bene perché altrimenti non si va a terminare la cottura della pasta. Aggiungiamo prezzemolo, pepe, quello che volete voi di aromi, anche l'aneto va molto bene, quindi quello che volete voi, prezzemolo, io metto prezzemolo e pepe. Voilà, ragazzi, piatto prontissimo. Andiamo ad impiattare. A più tardi. Voilà, ragazzi, che dire, piatto pronto, buon appetito a tutti da Paolo Orlando, ricette da sballo.